Alla luminosa e iridescente tavolozza di Paolo Cagliari, detto il Veronese, Venezia affida la più felice immagine della sua gloria. Nel culmine della sua attività, il pittore sa trasformare in una solare e festosa allegria qualunque soggetto. Temi letterari, allegorie, pale d'altare, ritratti e le predilette cene sembrano, volta per volta, il pretesto per mettere in scena la gioia di vivere e di dipingere. Ma è un altro l'episodio che mi piace ricordare oggi, ed è l'episodio legato al suo processo per eresia. Per il refettorio del convento di San Giovanni a Paolo venne commissionata al pittore una ultima cena, in sostituzione di una tela del Tiziano che era andata perduta per via di un incendio. Paolo dovette sentirsi particolarmente libero di interpretare il tema dell'ultima cena, giacché diede vita alle più ardite soluzioni che la sua fantasia gli suggeriva. I frati però non gradirono questa eccessiva libertà di interpretazione ed entrarono in aperto contrasto, in aperto dissidio con il Veronese. Ne nacque addirittura una denuncia all'ufficio inquisitore. Paolo Veronese fu infatti chiamato a rispondere delle invenzioni della sua ultima cena in un processo i cui atti sono giunti fino a noi. Ma quali sono questi aspetti che crearono così tanto scandalo presso i frati? Nel quadro si vedono in effetti alcune caratteristiche, diciamo, nuove. I commensali, ad esempio, che sono serviti a numerosi paggi di colore, sono 15 e non 13, come vuole la tradizione, a cui si aggiunge altra gente che si affolla nel loggiato, compresi alcuni bambini, due alabardieri che mangiano e bevono, un nanetto con un pappagallo. Né l'estro dell'artista si era voluto privare di altri particolari gustosi, come un servo a cui esce il sangue dal naso, o un uomo che si pulisce i denti con la forchetta. Agli occhi dei frati, la laicità del dipinto poteva causare un precedente pericoloso, anche perché la dottrina protestante rifiutava il dogma su cui è incentrata la Messa cattolica. Fu quindi proprio nei dettagli dell'opera che il Veronese fu chiamato a giustificarsi. Ma ecco la risposta testuale del pittore alle accuse. Noi altri pittori si pigliamo le licenze che si pigliano i poeti e i matti. Ho fatto i due alabardieri, uno che mangia e l'altro che beve, vicino a una scala, i quali son messi là parendomi conveniente che il patron della casa, che era grande e ricco, dovesse aver tal servitori. E se nel quadro avanza spazio, io lo adorno di figure secondo l'invenzione. Il pittore quindi, per primo nella storia, difese la sua libertà d'espressione artistica, rivendicando il diritto dell'artista di mostrare la realtà secondo la sua sensibilità. Il processo si ridusse alla fine nel semplice compromesso di cambiare il titolo dell'opera, che divenne così Cena in casa Levi. Ma tutto questo è un passaggio chiave nella storia dell'arte, perché prima di lui nessuno aveva mai osato difendere così apertamente e senza tanti sofismi in un tribunale il diritto di espressione dell'artista, che passa quindi da semplice artigiano che segue le direttive di un committente a un creatore di idee e di concetti per il tramite della propria arte. Un'altra tela molto interessante, anche se per motivi diversi, fu Le nozze di Cana, realizzata per il complesso monastico dell'isola di San Giorgio Maggiore, per poi raggiungere nel 1797 il Louvre come bottino di guerra del buon Napoleone. Anche in questo caso, per vivacizzare la scena, Veronese si servì di una rappresentazione di tipo teatrale, distribuendo i personaggi in una scenografia ricca di colonnati, scale, balaustre e una moltitudine di personaggi. Proprio davanti alla figura di Gesù notiamo un piccolo gruppo di personaggi intenti a suonare. Si tratta del ritratto di pittori a lui contemporanei. In una sorta di ritratto di famiglia, il Veronese si dipinse infatti al fianco di Tiziano, che suona il violone, antenato del contrabbasso, Tintoretto con la lira da braccio e Bassano che suona il violino, quasi a rimarcare il ruolo di traduttore della storia celeste a cui Cristo offre la propria benedizione.
È importante ricordare che a Venezia la musica appartiene alla formazione anche dei pittori, degli scultori, degli architetti. Giorgione è liutista e cantante, Tiziano suona viola e violoncello, Tintoretto è appassionato di musica e canto, e così via. Tornando al quadro di Paolo Veronese, notiamo che sul tavolo c'è una clessidra. Questo perché la musica è considerata l'arte del tempo che passa. Anche nei quadri del Tiziano, la rappresentazione della musica assume un forte valore simbolico legato al concetto del tempo che passa, i fuggitivi piaceri della gioventù, dell'amore, della bellezza. Nella tela Il concerto vediamo tre uomini che simboleggiano le tre età della vita. Il giovane non ancora suonato, l'uomo adulto ha le mani poggiate su una tastiera, mentre l'uomo anziano ha concluso di suonare e tiene in mano il manico di una viola da gamba. Il significato allegorico è piuttosto chiaro. Nella Venezia del XVI secolo la musica serve da modello per tutte le altre arti. Le relazioni matematiche esistenti tra i suoni decidono l'organizzazione delle forme e dei colori sulla tela, così come la disposizione architettonica dei volumi degli spazi. Ad esempio, la chiesa di San Francesco della Vigna è disegnata sulla base del sistema musicale greco antico. La scomparsa chiesa dell'Ospedale degli Incurabili fu progettata dall'architetto Jacopo Sansovino sulla base della forma della Cassa del liuto. Nella Venezia della Repubblica Serenissima, la musica e la pittura sono ovunque, contemporaneamente, in qualsiasi momento del giorno e della notte.